Quelle che erano divenute delle vecchie sale operatorie ormai dismesse sono state trasformate in un polo all'avanguardia per la cura delle patologie vascolari e per l'angiografia, il tutto in tempi record, 9 mesi. La nuova area si sviluppa su 400 metri quadri al secondo piano del Santa Maria dei Battuti. Al suo interno sono stati collocati tra l'altro il cardioangiografo e l'angiografo vascolare, apparecchiature di ultima generazione che permetteranno di minimizzare l'esposizione alla radiazione per i pazienti. Grazie a queste tecnologie possiamo essere molto precisi, cioè andare a danneggiare solo le cellule tumorali e non danneggiare invece, faccio un esempio, all'interno del fegato le cellule sane, in modo da fare una chemioembolizzazione di tumori. Un approccio quindi sempre più personalizzato e di qualità, ma i nuovi strumenti consentiranno anche di aumentare i casi trattati su tutto il Trevigiano, siano interventi di urgenza o programmati, di emodinamica diagnostica o interventistica. Possiamo in questa sala fare praticamente di tutto, non solo l'emodinamica ma anche eventualmente l'elettrofisiologia interventistica avanzata, con una sicurezza e una qualità che finora facevamo fatica a raggiungere. Ora la svolta è l'obiettivo dichiarato di abbattere le liste d'attesa, soprattutto per gli interventi di chirurgia vascolare. Con Oliano capita il momento giusto di poter sfruttare con questi posti letto che vengono garantiti dalla Regione, di poter smaltire queste liste d'attesa che purtroppo sono molto pesanti. E rassicurazioni precise arrivano anche dal direttore generale Francesco Benazzi. Con queste due sale andremo a ridurre credo dell'80% oggi le nostre liste che sono ancora un po' lunghe e di questo continuo a ribadire mi scuso. Resta una sanità d'eccellenza che continua a investire sul territorio. Conegliano rimarrà ospedale generalista, ma con alcune specializzazioni che diventeranno attrattive per tutto il territorio trevigiano. Di 2 milioni di euro di investimento, 1.300.000 sono stati investiti in strumentazioni di ultima generazione, come sottolineato anche dal governatore del Veneto Luca Zaia, che ha tagliato il nastro con lo staff del nuovo polo. Attrezzature innovative con medici che le sanno utilizzare, con professionisti all'avanguardia come ce le abbiamo noi, ci permettono poi di curare in maniera assolutamente qualitativa i nostri pazienti, cose che magari 5, 10, 15 anni fa non si facevano. Si evitano le amputazioni dei piedi diabetici piuttosto che grossi guai che in altri anni nella storia sarebbero diventati anche problematici.